La vittoria nell'infrasettimanale a Varese ha dato ulteriore lustro al campionato dell'Imperia. L'obiettivo è la quota salvezza, una quota che però può diventare alta perché l'ingresso playoff è lì, a soli 2 punti di distanza al Ciccione. Un cliente scomodo ma in difficoltà come il Dertona. Il morale della truppa di Lupo è altissimo. I locali partono forte con la girata alta di poco di Donaggio su cross di Malandrino. Poco convinta la risposta di Varela che termina lato su intrusione dalla sinistra. Ma gran bella gara fin dai primi minuti di gioco, gara che si accende sul finale di frazione, conclusione dalla lunga distanza di Manasiev, bloccata senza problema da Dani. Stessa azione, stesso tiro e stesso esito, ma dall'altra parte del campo conclude Gnecchi, para facilmente Teti. Fabio Molinari ci guida nell'immagine della ripresa, una guida stranamente sicura, quella del nostro inviato del Ponente, un tragitto che si ferma al minuto 2. Ora è tempo del vantaggio imperiese, azione che si sviluppa sulla destra con Capra in versione centro-boa, suggerimento per Di Salvatore e diagonale vincente del classe 99. Imperia 1, Dertona 0 e colpo del capo in canna perché 6 minuti più tardi Capra inizia e finalizza un'azione praticamente perfetta. L'anticipo di testa del numero 7 è un mix di scaltrezza e opportunismo. La solita capriola è solo destrezza dell'attaccante finalese. 1-2 terribile degli uomini di Lupo, gara in discesa per i padroni di casa che rischiano di dilagare. Maltesi al minuto 65 dopo un'azione da manuale mette fuori di poco. 4 minuti più tardi tocca a Donaggio andare vicino al terzo gol, ma Teti compie un autentico miracolo, anche se a metà con l'errore dell'attaccante locale. Sussulto di orgoglio del Dertona nel finale e allora trova gloria anche Dani che chiude lo specchio ad Andriolo, vince l'Imperia ed entra ufficialmente in zona playoff.